te, Angela, il nuraghe poteva avere una funzione di controllo del territorio secondo una tua interpretazione, secondo i tuoi studi? Secondo me la funzione principale era quella, Ah, cioè rispondeva, era all'interno di un'organizzazione generale del territorio. Non c'è un nuraghe che nasca così casualmente. Quando andiamo ad analizzare eh, prima l'insieme e poi i nuraghi singolarmente, vediamo che ciascuno nasce in quel punto, un nuraghe nasce in quel punto perché è funzionale alla risorsa che si può utilizzare in quella zona. Ad esempio, noi qui abbiamo tanti nuraghi. sì. Nuraghe Maiori, come abbiamo detto, è senz'altro il principale. Ora, nell'approfondimento dello studio del territorio che abbiamo esteso a tutto l'altipiano, quindi comprendendo tutta la zona tra Calangianus, Lura, Zagis, Sì. eccetera, abbiamo notato delle aggregazioni di nuraghi, delle aggregazioni che facciamo noi oggi nello studio per cercare Per di facilità capire, magari. di interpretare il territorio. Però io non credo che sia tanto diverso da quello che facevano i nuragici quando organizzavano l'insediamento. Organizzare l'insediamento significa organizzare la vita in maniera che le risorse naturali del territorio vengano utilizzate, quindi sfruttate, portate, come si dice, a Sì. produzione e quella produzione è controllata. I nuraghi principali, nel nostro caso i nuraghi maiori, ma ci sono altri nuraghi di considerevole consistenza, non quanto i maiori, ma comunque Sì. con un forte impatto sul territorio, che hanno la funzione di essere punti di riferimento per una di quelle circoscrizioni. Magari il nuraghe Maiori lo era per una porzione di territorio molto più ampia. Ho capito. Dunque cosa dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare un territorio organizzato a unità insediative aggregate. Sì. Tutte queste, un certo numero di queste unità insediative rispondeva poi ad un nuraghe di proporzioni maggiori, dunque di importanza maggiore. I nuraghi hanno sempre la funzione hanno sempre la prerogativa di essere funzionali appunto al controllo della risorsa e alla produzione della risorsa. Quindi ciascun nuraghe ha la funzione specifica, anche sono quelli che devono semplicemente controllare dei varchi, controllare le possibilità di accesso alla risorsa stessa. Se per esempio andiamo verso Calangianus, Sì. nel varco che conduce poi alla zona verso il mare, nella parte est della Sardegna, della Gallura, Sì. noi vediamo i nuraghi posizionati sui bordi di questo varco. Sì. Dunque sono funzionali al controllo della risorsa, ma anche a quanto passava, quanto doveva Capito. varcare i limiti di Questo questo è altipiano. un È punto una di cosa vista molto interessante, sì, esatto. anche io lo trovo molto Perché interessante. chi segue l'archeologia sa che c'è un forte dibattito tra chi dice che i nuraghi sono delle fortezze, poi chi dice che sono solo delle case. Invece tu dai una visione molto più ampia, Se fossero delle case, sarebbe riduttivo sarebbe considerare, riduttivo sì, forse, sarebbe riduttivo. Sai, il fatto che essendo anche delle strutture abitabili, e l'Uraghe Maiori ce lo dice questo, no? Che è anche una struttura abitabile, sì, dobbiamo immaginare che fosse abitato dalla famiglia di un capo, o meglio, da un capo con la sua famiglia. Cioè, sì, ma questo capo com'era? Possedeva più degli altri? Aveva un potere maggiore degli altri? Da che cosa era dato il fatto di essere capi? Dalla sua ricchezza? No, non era il capo del territorio, non era una persona ricca, era una persona che certamente aveva un forte carisma
e questo carisma lo esprimeva anche nella sua abitazione, ma soltanto all'esterno, perché poi quando andiamo a vedere i materiali che utilizza, gli oggetti Sì, che utilizza nella vita quotidiana sono quelli sono quelli di uguali, tutti gli identici che altri. troviamo nelle capanne. Dunque non è il personaggio, il re, Sì, che esprime il suo potere sul popolo e sul territorio. No, anch'esso, come il nuraghe, anche il capo è un punto di riferimento per le comunità che abitano quel territorio. adesso ti faccio un'altra domanda. Sì, Allora, questa è un po' più tecnica forse. sì, L'architettura sì. del nuraghe Maiori è un mix tra proto-nuraghi e una falsa cupola. Ce lo spieghi meglio questo concetto per noi poveri mortali, diciamo che non siamo archeologi? Certo, quello che dicevo all'inizio del nostro Sì, discorso, il nuraghe Maiori è, cioè, assomma le caratteristiche dei nuraghi a corridoio, che qualcuno chiama proto-nuraghi, proto-nuraghi. e dei nuraghi a tolosa, a falsa cupola. Tant'è che la grande costruzione è attraversata interamente da questo corridoio che sembrerebbe quasi spaccarlo in due. Sì? In realtà non lo spacca, ma unisce Ho capito. i due ambienti laterali, la torre di destra e la torre di sinistra. Entrambe sono chiuse a falsa cupola. Quindi tutti gli espedienti che venivano applicati, realizzati nelle false cupole, sono realizzati anche nelle Nuraghe Maiori. Quindi tu quando l'hai studiato ti sei accorto proprio del pensiero dell'architetto, di quello che ragionava per farne uscire fuori quello che vediamo oggi? Guarda, io credo una cosa, che se un archeologo dovesse mettersi, cioè dovesse avere un approccio così freddo Sì, da essere soltanto tecnico, eh, allora non ci sarebbe la differenza fra uno studio fatto dall'archeologo, uno studio fatto dall'architetto e uno studio fatto dall'ingegnere. La figura dell'archeologo deve assommare tutto questo, deve assommarlo, deve servirsi delle professionalità idonee, nel senso, certo si serve dell'architetto e dell'ingegnere perché le spinte delle pietre, gli equilibri, eccetera, glieli può spiegare soltanto un tecnico. Però, sì, però l'archeologo se si veste di quella sensibilità di cui ti sì, dicevo all'inizio, deve riuscire ad entrare nel pensiero di chi, nel sentire di chi ha dato origine e di chi ha prodotto un manufatto. Questo vale per il nuraghe come vale per qualunque oggetto che sì. noi ritroviamo nello scavo. E io voglio, per chi vuole approfondire il nuraghe Maiori, tu hai scritto un libro. Sì, Allora, ed è questo qua, il nuraghe Maiori, Tempio Pausania, eccolo qua. Tra l'altro dentro c'è anche la fotografia fatta dalla Marmora, dove si vede il sì, disegno, il sì, disegno. dove la Marmora l'ha visto diversamente da come l'avevamo visto noi. Adesso dopo vi faccio vedere la fotografia da vicino, è completamente diverso. Quindi, cioè, quando era originario doveva essere veramente maestoso e Sì, imponente, certo. vero? Allora, non è che sia diverso, questo è un disegno Di quello che ha visto di lui, quello che lui ha visto. Certo, il disegno nell'Ottocento veniva, il monumento veniva fuori un po' sì, idealizzato, no? Però la realtà di quello che si vedeva era rispettata. Quando la Marmora è arrivato qui, ha visto il nuraghe con due torri superiori, perché noi oggi vediamo soltanto il piano terra di questo nuraghe, ma abbiamo anche la scala che parte dal cortile, il cortile nel quale il corridoio che taglia la muratura, che taglia il nuraghe stesso, finisce in un grosso cortile, no? Questo cortile. Da questo cortile si riparte una scala che va su al piano superiore. Oggi vediamo soltanto il basamento della torre superiore, di una sì. delle due torri superiori, ma prima appunto quella che sorgeva sopra l'ambiente che poi andremo a visitare era ugualmente altrettanto maestosa. Dunque come lo dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare
poi fai vedere Sì, dopo faccio vedere la questo fotografia, disegno, il ecco questo disegno, disegno, quindi muraglione, esatto, questo grande muraglione con un ingresso maestoso, lo vediamo sì, dalle dimensioni anche degli stipiti, esatto, con due torri superiori. Ciascuna di queste torri era sopra le due che noi vediamo al piano terra. incredibile, Da una valutazione delle altezze che abbiamo fatto anche in base alle pietre di crollo che abbiamo trovato, come minimo l'altezza complessiva doveva girarsi sui 14 metri. Cioè questo era un uraghe di forte impatto ed era quello che i nuragici volevano ottenere. esatto. Cioè l'impatto visivo era una cosa importantissima perché un uraghe deve avere ehm, anche visibilità, non soltanto deve avere la visione ai suoi piedi tutto il territorio, ma deve avere anche visibilità dall'esterno. Queste sono le due finalità della struttura così Io maestosa. penso che su questa visibilità dall'esterno, Sì. perché? Perché? Perché la comunità di quel territorio, o le comunità di quel territorio dovevano dire, Un ecco, punto di qua ci sia, è riferimento, il punto di riferimento, questo è un nuraghe, no? Un nuraghe, il Maiori come tanti altri, ma tutti i nuraghi, anche i monotorre, dovevano, dovevano essere di impatto, perché? Perché dovevano far vedere che lì c'era la comunità che era, tra virgolette, proprietaria di quel territorio, che utilizzava quel territorio. Il nuraghe è pensato nella sua complessità e nella sua totalità. Noi abbiamo un corpo, un corpo quasi circolare, con questi 17,40 di diametro, 17,40 per 17, quindi quasi poco più, come possiamo dire, una circolarità leggermente irregolare. L'ingresso è a piatta banda, come potete vedere, quindi con una copertura tabulare. mm? Rispettato, si vede bene dall'inizio anche il problema del finestrello di scarico, e finita la parte l'andito, procede con una falsa ogiva svettata, come vedete, superiormente, con un profilo a D, che procede senza soluzione di continuità rispetto a questo. La soluzione di continuità nel senso che non è qualcosa che è stata aggiunta, ma noi vediamo le murature che salgono, queste che vanno a chiudere l'ogiva, salgono esattamente con la stessa tecnica di quelle che compongono l'andito d'ingresso coperta a piatta banda. Dunque c'è una unitarietà di pensiero proprio nella progettazione. Quando poi procediamo, vediamo una camera a destra e una a sinistra, entrambe coperte a falsa cupola. Purtroppo questa di destra, come vediamo, ne ha conservato soltanto una parte, perché la parte più facilmente è stata la parte più facilmente aggredibile, quindi è stata distrutta quando sono stati costruiti tutti i muri a secco qua intorno, che sono bellissimi, ce ne sono che sono veramente delle opere d'arte. Peccato che possiamo riconoscervi, le abbiamo riconosciute, le pietre che componevano i nuraghe. Qual è la peculiarità di queste murature rispetto a quelle dei nuraghi atollos classici? I nuraghi atollos classici, come sappiamo, hanno una muratura composta a filari che procedono con molta regolarità, sovrapponendo un cerchio sull'altro. Invece la muratura dei nuraghi Maiori funziona in un'altra maniera, e cioè se noi la osserviamo qui, dove siamo agevolati dal fatto di non avere la copertura, quindi in piena luce, ecco, ci mettiamo da questa parte.
proviamo a seguire un filare intero della muratura, non ce la facciamo? Noi possiamo Sì. avere 2, 3, 4 pietre, poi la linea diagonale che sale, che va verso l'alto, cioè come se la muratura di questo tipo di nuraghe sia pensata a triangoli che si intersecano fra di loro, si sovrappongono, linee diagonali che appunto si intersecano. Per quale motivo? Perché devono scaricare la forza, il peso di questi grossi monoliti che compongono la struttura. Però non riusciremmo a comporre, a leggere un filare completo dall'inizio fino alla fine, cioè a comporre una circolarità, no. Noi abbiamo dei segmenti che, ripeto, si sovrappongono, si intersecano, con lo scarico delle forze, del peso delle murature superiori su questi macigni enormi, questi monoliti che sono appena sbozzati, a volte sono ben ritoccati sulle superfici, ma per lo più sono, elementi che intanto sono raccolti molto vicini, perché la cava dalla quale hanno estratto le pietre per costruire questo nuraghe era qui dove noi camminiamo, cioè la stessa cupola granitica che ospita il nuraghe Maiuri è quella che ha fornito il materiale da costruzione. Questo è stato studiato dai geologi, certamente non semplicemente dall'archeologo. Dunque è una cosa molto, molto interessante anche questa, perché le pietre qui, i blocchi, sono come vengono fuori con i tagli naturali. Noi sappiamo che il granito è composto, cioè ha dei filamenti naturali, no? Delle linee di frattura naturali. Quelle linee di frattura, quando vengono forzate, danno origine a dei blocchi che hanno delle superfici abbastanza piane, come possiamo vedere anche qui. Quindi quelle superfici piane hanno agevolato la costruzione sia per quanto riguarda la parte di facciata della muratura, quindi i singoli blocchi, sia sui piani di posa dei filari superiori. Quindi le superfici di contatto fra un blocco di un filare e l'altro sono predisposti dalla natura stessa del blocco, cioè il blocco nasce già così.